Bene, bene, bene. E allora, sono Mara Maionchi, allora! Ma chi se lo aspettava? Dopo tanto tempo che sono stato totalmente off da YouTube, voi mi avete accolto a braccia sguarrate praticamente, come dicono in Francia. Mai mi sarei aspettato di ritornare con un video come quello di Shakerando, che spero che abbiate visto, e di avere 40.000 persone che guardassero quel video. Grazie, io veramente non so come ringraziare. Vi vorrei portare i dolci a casa, però non mi pare il caso, insomma. Per strano caso del destino, io sono andato a Milano e infatti sono rientrato proprio ieri a Napoli per andare a vedere il concerto di Stromae. Chi mi conosce da anni sa che io sono totalmente innamorato della musica di Stromae e che è una delle più grandi fonti di ispirazione. E chi mi ritrovo sul palco a cantare prima di Stromae? Rover, non so come cazzo sia. Insomma, io non sapevo chi fossero, con tutto il rispetto, però mi parevano 4 parcheggiature che saltavano inutilmente in coppa palco e vabbè. Ci siamo dovuti sciroppare sti zumba, lui che cantava, gli amici si abbracciavano e vabbè, lasciamo stare. Tante cose sono cambiate negli anni con i social sono cambiati tantissimo, voi lo sapete. Io ormai sono attivo su tanti social, non solo qui su YouTube, che ci sono ritornato attivo perché per un periodo sparito io, proprio il più grande latitante dei social, so io. Ma ci sono personaggi che sui social sono nati, cresciuti, diventati di tendenza e poi spariti. È una storia che ormai va avanti da anni, insomma, da quando ho cominciato a fare video fino ad oggi ne ho visti e visti, ma anche voi ne avete visti e poi non visti più. Uno dei personaggi più interessanti e più divertenti, a cui ho fatto per primo le prime parodie, dai, frigatti, portami sto Guinness World Record, manca una nucella a me, mai niente. Era Valentino. Molti ricorderanno Valentino, ne sono sicuro perché è impossibile dimenticarlo. E una delle cose che è cambiata, per cui attenzione, richiedo il massimo rispetto nei commenti, ma sono sicuro che voi siate già delle persone rispettose di vostro, non c'è bisogno che ve lo dica io. Oggi è Valentina. Ho trovato una persona che è molto più felice, molto più serena, che ha ritrovato se stessa e quindi sono felicissimo di aver ritrovato Valentina e felicissimo che sia tornata a fare i suoi video. Mo però non vi voglio abboffare troppo alla zampogna, quindi andiamo a vedere subito gli ultimi video di Valentina, che ci riserva sempre delle belle sorprese. C'ha una testata in 2 microfono incredibile. Visto che reputo TikTok anche come un Dario, oggi voglio scrivere quest'altra pagina e dire che mi sto mangiando per la seconda volta Michele Angelo. Sono 2 cuginette dei tue. Chi è Michele? Michelangelo si chiama il gelato. Il nuovo gelato, quello che è appena uscito, quindi è nuovissimo. Sì, si vede, c'è ancora la pellicola intorno. È buono, solo che è troppo freddo. Si chiama gelato per quello, se no dovevi comprare il Dado Star. Che stiamo parlando, scusate. Lo hanno fatto troppo freddo e quindi chiedo ai proprietari, appunto, mi facesse proprio ridere se i proprietari si chiamassero proprio Michele Angelo, ma non credo proprio. Ai proprietari di Michele Angelo di farlo meno freddo, perché sinceramente noi ai denti ci teniamo tantissimo. Se lo fanno meno freddo, un po' più caldo, ci metti i tocchetti di pane e facciamo la polenta. Che stai dicendo? Che lei non gelato deve essere freddo. Io che bevo lo Spritz. Io che faccio capo al microfono. Io, quando avevo 7-8 anni, oltre a fare il castello con la sabbia, ti facevi pure un bagno, ma è normale, questo lo facevamo tutti. A fare le formine, prendevo le pietre. Prendevo delle pietrine. Le petre? Delle pietre. No, vedi che si è accavallata l'aereo, le pietre. Una pietra. Allora, sta petra, si dice pietra, non si dice petra. E la lanciavo nel mare. Ero felice così, per me era un gioco divertente. Sì, vabbè, questo abbiamo fatto tutti. Non è che hai inventato risico, lanciavi le pietre nel mare, mi fa imbrugliare pure a me. E se solo il mare potrebbe parlare, mi dicesse: ciao, sono il mare, non mi ingarrato un verbo. Io ti ho riconosciuta, sei quella che mi lanciava le cose, però vabbè, non può parlare perché il mare... Ma tu sei una scienziata, come fai a sapere queste cose? Io veramente, ragazzi, non so ci fu cappio. Peccato. Non è una persona e non ha le corde vocanti. Lui non ha le corde vocanti, ma tu hai il cervello vacante. Guarda che più o meno la stessa cosa, è assonante. E quindi rimangono ricordi da ricordare. Non capisco come il mare si ricorda di te che gli hai lanciato l'eco. Tutto quanto lanciamo le pietre. Le pietre nel mare. Tu lo sai che puoi partire lo stesso anche se non hai i soldi? Sì, te ne vai a fare. Cioè partire per le vacanze quest'anno? Perché
se non hai i soldi fisici Non tiene manca la seconda elementare. Cioè, quella è quella la cosa, capito? puoi partire pagando con la carta di credito. Ma ci stai dicendo una cosa che già sappiamo. Noi vogliamo delle informazioni diverse, vogliamo scoprire cose. Quindi contatti la struttura dove hai scelto appunto di andare, quindi fai un bonificio alla struttura in modo che usi solamente la carta di credito. È la stessa cosa dei soldi. Se non ne tiene manca cosa, io dove me ne devo andare? Io non lo so. Sono felicissima perché sono a conoscenza del fatto che lo Spritz è la bevanda Ma non si chiama Spritz. Io veramente, ragazzi, per favore, aiutatemi a tenere la calma dentro me perché si chiama Spritz. da 2 settimane più venduta e quindi più amata dagli italiani. Ma sono anni che la gente si beve lo Spritz. Non è che tu mi hai inventato il fatto. Gli italiani vuol dire che comunque sono persone che sono nate in Italia, che sono cresciute in Italia, cioè che vivono in Italia, Peccato che questo molti politici non lo capiscano. quindi siete voi gli italiani che amate ancora di più lo Spritz. Ma già da tempo la gente si abbuffava di Spritz, di Spritz. Tu mi fai diventare dislessico. Quindi io voglio veramente dire che sono contentissima di questo e continuate a berlo perché anche io lo bevo sempre. È severo, però non la state a sentire, non continuate a berlo così, cioè bevete responsabilmente. Io sono veramente contento di averla ritrovata sui social, così felice, così solare, così splendente, ma a me mi fa sempre in frevi in qualche modo. Vi lascio comunque il suo contatto qua sotto se volete seguirla e vi invito sempre a lasciare un mi piace a questo video, se vi va iscrivervi al canale, tanto è tutto gratuito, ma se non avete soldi fisici voi potete comunque cliccare là perché tanto non si paga, no? Quindi è bellissimo sta cosa. Io adesso me ne devo andare perché veramente ragazzi fa troppo caldo, voi lo sapete, fa troppo caldo, non in questa stanza, e qua si sta abbastanza fresco, quindi se volete venire tutti quanti ci mettiamo un paio di 6, non più di 10 persone perché sennò può fare la giornata. Uè, me ne devo andare, alla prossima, grazie.